Andiamo a Portogruaro, perché Angelo Tabaro, candidato a sindaco di Portogruaro, ha incassato l'appoggio di alcuni esponenti centristi, tra essi Renzo Mazzon della lista civica Al Centro per Portogruaro, assieme a Rosario Padovano, che nel frattempo si è cambiato di giacca. Prego. Grazie, prendiamo la linea dal Veneto. Abbiamo invitato Renzo Mazzon, consigliere comunale della lista Portoviva. Portoviva ormai non esiste più. Però nel frattempo è nata una nuova lista civica. In pochi secondi spieghiamo un antefatto. Si pensava che l'UDC appoggiasse Angelo Tabaro, candidato del centrodestra a Portogruaro, così non è stato. L'UDC ha fatto un'altra lista che presenta un altro candidato sindaco. E voi che siete di area UDC che cosa avete fatto? Noi coerentemente a quello che sono state le decisioni dei nostri organi di Portogruaro abbiamo fatto, siccome già dall'inizio volevamo sempre appoggiare Angelo Tabaro, abbiamo fatto una lista che si chiama Al Centro per Portogruaro e dove sono confluiti un po' tutti i componenti del comitato comunale di Portogruaro ed è spalleggiata ed è sostenuta dall'UDC di Portogruaro. Le motivazioni di questa scelta sono state soprattutto per un fatto di coerenza e lealtà nei confronti di Angelo Tabaro, che nella precedente tornata elettorale, quando io ero candidato sindaco, assieme agli altri partiti del centrodestra di allora, avevano sostenuto la mia candidatura. Quello di voltare le spalle a un amico col quale sono andato spesso e volentieri nella loro campagna elettorale in giro per le frazioni col camper per portare così durante quella campagna elettorale uno dei motivi per cui noi non torniamo indietro è stato proprio questo, cioè lealtà e coerenza. Lei ha detto, mi scusi Mazzon, che l'UDC di Portogruaro è confluito in questa lista, ma allora sì, la lista dell'UDC che appoggia il candidato sindaco a Bergamo, che lista di UDC è? È una lista che è stata formata da tutta gente esterna, che è stata imposta dall'esterno e in cui noi non ci riconosciamo, ci riconosciamo soprattutto con lo spirito. Ringraziamo Renzo Mazzon, purtroppo siamo arrivati allo scadere, il tempo è tiranno, avremo altri modi e altre occasioni per parlare di questi argomenti. Grazie a Renzo Mazzon, dunque la linea alla redazione centrale.